Buonasera, io mi chiamo Marco Motta, sono un giornalista scientifico. È un piacere darvi il benvenuto a questo incontro di Chiaramente Scienza, organizzato dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Al tema ci ha introdotto questo suggestivo filmato, parliamo di acqua questa sera. È un tema che inevitabilmente tocca tutti da vicino, anche voi ragazzi qui presenti, anzi approfitto per salutare tutti i ragazzi qui che sono dei licei Stefanini, Marco Polo, Majorana, Tommaseo e Foscarini. Grazie per essere qui, come grazie a tutte le persone che sono intervenute. Appunto diciamo il tema dell'acqua ci tocca tutti da vicino, innanzitutto perché noi siamo fatti in gran parte d'acqua, il 2/3 del nostro organismo è costituito da acqua, è essenziale alla nostra sopravvivenza e ha giocato un ruolo nella nostra evoluzione, nell'evoluzione della nostra specie, ma anche nell'evoluzione della nostra cultura. Molte civiltà si sono sviluppate attorno ai grandi corsi d'acqua, l'acqua è protagonista delle cosmologie, dei miti fondativi. La stessa scrittura, alcuni sostengono, è nata perché i Sumeri avevano bisogno di tenere conto in qualche maniera della gestione delle acque, che era una gestione già allora complicata. E poi anche il pensiero occidentale è nato attorno alla riflessione sull'acqua. Talete, che è considerato il primo filosofo occidentale, vi sarà capitato di incontrarlo forse già, diceva che al principio di tutte le cose c'era l'acqua. Quindi l'acqua, insomma, con l'acqua abbiamo un'intima confidenza sin dalle nostre origini e abbiamo una tale intimità con l'acqua che forse diamo un po' troppo per scontata la sua presenza e non, come giustamente se leggete il testo che introduce questo incontro, spesso non riflettiamo abbastanza sulla complessità del ciclo dell'acqua a livello globale e a quanto a che disponibilità d'acqua c'è, d'acqua dolce, d'acqua utilizzabile per gli scopi umani c'è nel mondo in questo momento e soprattutto nel futuro. Allora questa sera, grazie ai due relatori che sono al mio fianco, affronteremo diversi aspetti, perché naturalmente è un tema molto, molto vasto e differenziato. Lo dicevamo quindi, la complessità del ciclo dell'acqua, come funziona a livello globale il ciclo dell'acqua, con tutte le questioni che sono adesso collegate, perché in questi anni è cresciuto un allarme sulla consistenza delle risorse idriche in molte aree del pianeta, si parla di desertificazione, alcuni parlano di crisi idrica a livello globale e cercheremo di capire se e quanto è fondato questo allarme. Ma parlare di ciclo dell'acqua vuol dire anche poi riflettere sulla gestione delle acque, soprattutto in territori ricchi d'acqua, come è il Veneto, Venezia naturalmente in particolare, ma il Veneto. E abbiamo visto con l'alluvione che ha colpito questa terra all'inizio del mese quanto è importante saper prevenire, capire come gestire le acque e capire tutto ciò che si può fare per gestire un territorio ricco d'acqua. Riflettere sulla disponibilità d'acqua significa anche capire quanta acqua consumiamo, quanto ciascuno di noi quanta acqua consuma, non soltanto per berla, per l'igiene personale, ma anche per capire quanto costa in termini idrici, per esempio la giacca che indosso, la sciarpa che ha il ragazzo qui di fronte, le sue scarpe, quanta acqua ci è voluto per produrre quelle cose. Parleremo anche di questo, si chiama impronta idrica. Di questi aspetti ci parlerà Marco Marani, che è qui alla mia sinistra, che è un ingegnere, docente di idrologia all'Università di Padova, dove dirige anche il Centro Internazionale di Idrologia e ha al suo attivo un corposo elenco di pubblicazioni nelle riviste scientifiche internazionali. L'altro aspetto che cercheremo di affrontare è appunto tutta l'acqua che c'è a disposizione, però l'acqua che poi noi utilizziamo quotidianamente, l'acqua che beviamo, che usiamo, come arriva fino a noi. Non è scontato che ci sia dell'acqua potabile, è un processo complesso anche quello. E l'acqua per secoli è stata anche una fonte di epidemie. Ci sono alcuni casi che ce lo ricordano in maniera molto forte. Forse avete sentito parlare per esempio dell'epidemia di colera che c'è ad Haiti in questo periodo. Ecco, lì probabilmente l'acqua sta giocando, l'acqua contaminata naturalmente, sta giocando un ruolo pesante nella diffusione dell'epidemia. E quindi nell'acqua sono presenti tante cose, ci sono microrganismi, possono esserci metalli pesanti, le sostanze chimiche, quindi non è banale che invece poi arrivi nelle nostre tavole, nei nostri bicchieri, un'acqua potabile anche buona. Come riusciamo che metodiche usiamo, che processi usiamo, quali sono i parametri
di cui tener conto quando valutiamo se un'acqua è potabile, se è buona per essere consumata. Di questi aspetti ci parlerà Lorenzo Altissimo, che è qui alla mia destra, che è un chimico di formazione, ha una lunga e importante esperienza nel campo delle analisi delle acque e dal 1998 dirige il Centro Idrico di Nuovoledo, che si occupa appunto della valutazione dell'analisi delle acque degli acquedotti di Vicenza e Padova, e che quindi ci racconta anche una storia di questo territorio veneto. Quindi io non rubo altro spazio e lascio la parola a Marco Marani per la sua relazione. Ti ringrazio molto per l'introduzione, è un piacere essere qui all'Istituto Veneto per un'iniziativa così interessante. Per quanto mi riguarda, visto che mi occupo appunto di risorsa idrica e di idrologia in generale, il mio compito questa sera è introdurre l'argomento in termini generali da un punto di vista globale, per poi capire in un quadro globale come si collochino gli usi umani di questa risorsa e come l'uso umano possa interferire con il ciclo naturale dell'acqua. Quindi l'argomento appunto è il ciclo idrologico globale. Qui vedete una rappresentazione molto bella della Terra, da cui si evince, come sappiamo, che la Terra è occupata, la superficie terrestre è occupata in gran parte dagli oceani, e questo ha ovviamente delle conseguenze importanti circa i moti dell'acqua sulla superficie della Terra, nell'atmosfera e nel suolo. Infatti il quadro che noi impariamo a conoscere fin dai primi tempi, dalle prime esperienze scolastiche, è quello rappresentato qui, è una classica rappresentazione dovuta alla US Geological Survey, nel quale è rappresentato schematicamente ciò che avviene sulla superficie appunto della Terra, dove si ha evaporazione principalmente dagli oceani. L'evaporazione poi produce condensazione e formazione di nubi sotto certe condizioni forzanti, per esempio orografiche o forzanti di natura convettiva, creano le condizioni per la precipitazione, la quale poi sulla superficie può in parte infiltrarsi, quindi andare a ricaricare le falde sotterranee, e in parte defluire superficialmente per tornare in entrambi i casi comunque agli oceani e chiudere appunto il ciclo. In termini un pochino più concreti, mettiamo qualche numero su queste parole. Ovviamente la superficie degli oceani fa sì, l'ampia superficie degli oceani fa sì che questi siano la sorgente principale del vapore che poi circola nel ciclo idrologico. Vediamo che l'evaporazione dalla superficie degli oceani ammonta a circa 500.000 miliardi di metri cubi anno, che è un numero molto grande, difficile da immaginare, e che è in parte bilanciata però anche dalla precipitazione, che pure è molto elevata sugli oceani. Dalla parte invece dei continenti vediamo che l'evaporazione e la traspirazione delle piante è molto più limitata, si parla di 70.000 miliardi di metri cubi anno, con un eccesso di precipitazione rispetto all'evaporazione. Come vedete in questo caso i due ruoli sono invertiti, mentre si ha un eccesso di evaporazione dagli oceani, si ha un eccesso di precipitazione sui continenti. Andando a fare le differenze, a fare le somme, se volete, algebriche di questi termini, vediamo che sugli oceani la differenza tra evaporazione e precipitazione è di circa 36.000 miliardi di metri cubi anno, che vengono trasportati in atmosfera. In atmosfera si ha un fenomeno di avvezione, lo vediamo qui, che trasporta questo vapore verso i continenti, e facendo la differenza tra precipitazione ed evapotranspirazione sui continenti, vediamo che la stessa quantità per conservazione della massa deve precipitare al netto sui continenti stessi. Quindi quando consideriamo appunto il flusso d'acqua sulla superficie all'interno degli acquiferi che dai continenti si muove verso gli oceani, vediamo che appunto il ciclo si chiude, ed è per questo che si chiama ciclo. È un ciclo che assicura questa circolazione dagli oceani verso i continenti e viceversa,
di una quantità d'acqua che è circa 30.000 miliardi di metri cubi anno. 30.000 miliardi sono, potete immaginarlo, un cubo di dimensioni, con un lato di dimensioni di 33 km che ogni anno si muove all'interno del ciclo idrologico. Il motore di tutto questo è ovviamente l'energia solare. È l'energia solare che fornisce l'energia necessaria al cambiamento di fase dell'acqua dagli oceani per trasformarla in vapore e quindi dare luogo a questo ciclo. E questo ciclo è ovviamente caratterizzato da una certa velocità di rotazione che è quantificata da questo flusso 36.000 miliardi di metri cubi anno. E questa sarà una cosa importante perché possiamo immaginare condizioni o fattori che possono controllare questa velocità ed alterarla rispetto, per esempio, allo stato attuale. Abbiamo parlato di quelli che si chiamano i flussi di acqua, ovvero di scambi tra i diversi comparti, scambi tra oceano e atmosfera, tra atmosfera e superficie terrestre, tra superficie terrestre e acquiferi. Parliamo di riserve, dove sono posizionate, dove sono immagazzinati questi volumi. Come diceva il filmato, la maggior parte negli oceani è acqua salata, 97% circa del volume totale negli oceani non direttamente utilizzabile per gli scopi umani, una buona parte, 2%, è nei ghiacciai, una parte minore ma tuttavia abbastanza importante è nelle acque sotterranee e superficiali, 0,68%, probabilmente si arriva a un 1% sommando tutti i termini. Rappresentando in termini geometrici queste diverse componenti, vediamo che se l'area di questi cerchi rappresenta il volume di queste riserve, gli oceani sono evidentemente molto, molto più grandi come riserva rispetto agli altri termini di immagazzinamento, e le acque sotterranee, che sono la principale risorsa utilizzabile per uso umano, tutto sommato hanno un onesto volume confrontabile con quello degli oceani. Tuttavia non dobbiamo farci illusioni circa il fatto che il volume sia importante, perché dobbiamo fare i conti con quello che si chiama tempo di residenza, cioè il tempo per il quale mediamente una particella d'acqua permane all'interno di una di queste riserve. Se voi immaginate di essere una particella d'acqua che entra in una falda sotterranea, quanto tempo in media ci passate? Ci passate un bel po' di tempo, ci passate nel migliore dei casi una decina d'anni prima di uscire. Ciò significa che la risorsa immagazzinata negli acquiferi, nelle falde sotterranee all'interno del terreno, non è una risorsa del tutto rinnovabile, dipende dalla velocità col quale la vogliamo sfruttare, perché c'è una rapidità, una velocità naturale all'interno di questi sistemi con la quale la risorsa si rinnova. Se noi la sfruttiamo ad una velocità superiore, andiamo ad intaccare il volume conservato e quindi andiamo a deprimere, a ridurre la risorsa su cui possiamo fare conto, e da un punto di vista di equità generazionale andiamo ad intaccare ciò che non ci appartiene, ciò che apparterrebbe alle generazioni seguenti. Brevemente qualche cenno storico riguardo l'uomo. Ha sempre cercato ovviamente di regolare, sfruttare la risorsa idrica come meglio potesse. Molto rapidamente i primi elementi emergono 7.000-6.000 anni prima di Cristo, nella zona mesopotamica, dove sono rinvenute le primi esempi di dighe e di impianti di irrigazione soprattutto. E sappiamo che in Egitto ovviamente fu molto importante la gestione della risorsa idrica, e la tecnica romana dell'impero romano fu importante, fu abbastanza sofisticata dal punto di vista empirico, non della conoscenza teorica, nello sfruttamento della risorsa. Ci sono dighe, ad esempio in Spagna, che sono tuttora in funzione dopo 2000 anni dalla loro realizzazione. In Egitto, appunto, noi tutti sappiamo l'importanza del Nilo per l'agricoltura. Sono state svolte le prime misure di tipo idrologico, le misure del livello del Nilo, e in questi nilometri cosiddetti qui non si vede bene, ma venivano annotati i livelli raggiunti dalla piena del Nilo
questo per stabilire le tasse per quell'anno, per esempio, e queste tacche sono ancora riconoscibili e hanno permesso di ricostruire forse la più lunga serie temporale di osservazioni idrologiche esistente, che è stata molto studiata e che continua ad essere studiata, che è quella del livello del Nilo, che va indietro almeno fino al 600 d.C. Quali sono i fattori che influenzano il ciclo idrologico e sui quali ovviamente l'uomo prontamente ha imparato a interferire? Ovviamente la radiazione solare incidente è il motore, dicevamo, che governa il ciclo e che impartisce la velocità col quale il ciclo gira in qualche modo. Aerosoli atmosferici che siano naturali, per esempio di origine vulcanica o di natura antropica, e soprattutto la temperatura superficiale. Ovviamente la temperatura superficiale è importante perché all'aumentare la temperatura aumenta la capacità dell'atmosfera di immagazzinare vapore e aumenta il tasso di evaporazione dagli oceani, quindi possiamo capire che aumenta la rapidità con cui si muove l'acqua dagli oceani verso l'atmosfera e quindi in tutto il ciclo idrologico. Ovviamente ce ne sono molti altri che qui non discuteremo in dettaglio, ma vorrei soffermarmi su alcune questioni dipendenti appunto per esempio dalla temperatura superficiale. Abbiamo detto che il ciclo idrologico, essendo un ciclo, è qualcosa che gira, no? Gira a una certa velocità e questa velocità dipende dall'energia disponibile. Se fosse disponibile una maggiore energia, aumento della temperatura superficiale, ci aspettiamo che il ciclo idrologico giri a una velocità diversa, aumenti il flusso che viene scambiato dagli oceani e l'atmosfera e dall'atmosfera ai continenti. Molto lavoro scientifico, molta attività scientifica è rivolta alla determinazione della velocità con cui gira il ciclo, per così dire, e risultati recenti, questo è solo uno dei tanti, mostrano che effettivamente ci sono i segnali di un'accelerazione del ciclo idrologico, un aumento dei volumi scambiati, dei flussi scambiati, quantificabile, le ultime stime dicono più 1% l'anno. Ciò significa che il vapore scambiato dagli oceani con l'atmosfera aumenta, il flusso di vapore aumenta, quindi aumentano le precipitazioni, come in termini di volume annuo. L'aumentare della precipitazione chiaramente comporta una diversa ripartizione nei diversi volumi. Questo è confermato anche dai modelli che sono stati, per esempio, sviluppati dalla letteratura internazionale e di cui l'IPCC ha fatto una sintesi nel rapporto del 2007, che mostrano come, ovviamente non in maniera uniforme sul globo, qui vedete la precipitazione, come cambierà la precipitazione nei prossimi 100 anni. L'aumento non sarà uniforme, o l'aumento previsto non è uniforme, in blu le zone dove è previsto che aumenti, nei colori rossi, nei toni rossi invece dove è previsto che diminuisca. In media aumenterà, ma ovviamente ci sarà una distribuzione spaziale che non sarà uniforme. Questo è possibile anche riscontrarlo nelle misure in zone vicine a noi. Padova è dotata della serie di osservazioni di precipitazione più lunga al mondo, iniziata nel 1725 dall'abate Poleni, personaggio molto interessante, membro della Royal Society di Londra, in contatto con Juren, con Newton e i grandi dell'epoca, il quale aveva iniziato la collezione delle misure giornaliere di precipitazione dal 1725, serie quasi ininterrotta fino ad oggi, con soli 10 anni di buco qua e là per ovviamente vicissitudini storiche. E andando a guardare i dati, queste sono le medie giornaliere, vediamo che a Padova c'è stata una variazione molto significativa della precipitazione. Si usa dire che a Padova piove circa 800 mm l'anno. Qui vediamo che in realtà il numero è poco significativo, è una media su un breve periodo. In passato, vedete, tra il 700 e l'800 ci sono stati periodi in cui pioveva addirittura 1000 mm l'anno. Quindi c'è una significativa variazione e soprattutto c'è un trend, una tendenza alla diminuzione della pioggia, che sembra in contrasto con quello che dicevamo, ma è in accordo con questa distribuzione. In alcune zone, per esempio in Nord Europa, ci sarà un aumento della precipitazione previsto da questi modelli, nell'Europa mediterranea, come vedete, invece è prevista una diminuzione. Una diminuzione della media, ma una intensificazione delle piogge. Questo che è riportato è l'altezza di pioggia con un tempo di ritorno di 100 anni. Tempo di ritorno vuol dire
è una pioggia estrema, una pioggia molto estrema, una pioggia che si presenta mediamente solo una volta ogni 100 anni, quindi una pioggia molto molto intensa. Andando ad analizzare la serie storica si vede che queste piogge estreme tendono a diventare sempre più estreme col passare del tempo. E questo chiaramente ha un effetto sul ciclo idrologico. Si ha una minore infiltrazione perché più intensa è la pioggia, meno il terreno è in grado di riceverla, quindi minore l'infiltrazione, minore la ricarica verso le falde e quindi maggiori sono gli eventi di piena, minore disponibilità globale di risorsa idrica. In questa figura è rappresentata la riduzione di risorsa idrica a scala globale per effetto degli attingimenti. Questi sono gli attingimenti per uso umano dalle falde, dal terreno, dalle falde acquifere in diverse zone del globo, in percentuale rispetto all'infiltrazione totale annua. Si vede che in alcune zone, quelle in marrone per esempio, l'attingimento è maggiore dell'infiltrazione totale annua, vuol dire che lì si va ad intaccare seriamente la risorsa. E qui globalmente in verde, vedete, è la quantità di acqua che viene estratta dal sottosuolo. Quelli sono 700 miliardi di metri cubi anno, confrontabili con i flussi che menzionavamo prima del ciclo idrologico. Quindi stiamo andando verso una situazione nella quale l'uso della risorsa subsuperficiale non è sostenibile. Infatti immaginiamo di avere un serbatoio, le acque sotterranee, che sversa verso gli oceani i flussi di cui dicevamo prima. Se attingiamo maggiormente rispetto ai 300.000 miliardi di metri cubi che erano attinti negli anni 60 e aumentiamo la cifra attuale, è evidente che se sottraete di più dal vostro conto in banca, il vostro conto in banca inevitabilmente diminuisce. E se poi aggiungiamo l'accelerazione del ciclo idrologico, minore infiltrazione, minore ricarica delle falde, abbiamo una riduzione ulteriore del nostro conto in banca. Quindi questo deve far ovviamente riflettere sulla sostenibilità dell'utilizzo di questa risorsa. Vabbè, queste erano delle slide che forse sulle quali procederò rapidamente perché mi preme andare a trattare dell'ultimo argomento che avevo in animo, di cui avevo in animo di parlare. Questo riguarda solo uno studio che abbiamo svolto nell'Alto Vicentino, nel quale si vede che per effetto del cambiamento dell'uso del suolo, particolarmente l'aumento delle superfici impermeabili, si ha una riduzione sostanziale dell'infiltrazione, quindi un ulteriore effetto umano, un'interferenza umana con il ciclo idrologico, che riduce la risorsa idrica disponibile, aumenta il deflusso superficiale, quindi gli eventi di piena. Infine l'utilizzo dell'acqua. Come la usiamo quest'acqua che utilizziamo? Qui c'è una rappresentazione, vedete in colori, in verde è l'uso agricolo, verso il blu l'uso domestico, in rosso l'uso industriale. Nelle nostre zone, vedete, i principali usi sono di tipo agricolo e domestico e ovviamente c'è una grande variabilità a seconda delle attività economiche più dominanti nei diversi paesi. Concetto interessante e utile è quello di impronta idrica. Come viene usata quest'acqua? La maggior parte dell'acqua viene usata per produrre beni, non per berla, per mangiarla magari, per indossarla. Ci vogliono 16.000 litri d'acqua per produrre 1 chilo di carne, perché dovete produrre il mangime per gli animali, dovete crescere gli animali, dovete produrre la carne. Per 1 chilo di mais ci vogliono 900 litri d'acqua, per una tazza di caffè ci vogliono 140 litri d'acqua. Quindi questo dà un'idea di quale sia l'elevatissimo utilizzo che facciamo di questa risorsa per gli usi più ordinari. E questo crea una rete di esportazione della cosiddetta acqua virtuale, perché quando spostate un bene da una nazione all'altra, in realtà state spostando un quantitativo d'acqua virtuale, l'acqua che è stata usata per produrre questo bene. E questi flussi sono confrontabili con i flussi del ciclo idrologico. Qui c'è un riferimento in internet dove potete approfondire l'argomento se vi interessa. Qui invece riporto qualcosa di correlato un po' alle tradizioni italiane. Per la produzione di 1 chilo di pasta ci vogliono 1900 litri d'acqua. Per una pizza margherita da 720 grammi ci vogliono 1200 litri d'acqua. Pensiamoci la prossima volta che andiamo in pizzeria.
Ovviamente non è acqua che non è più utilizzabile, ma è acqua che parzialmente viene inquinata, è acqua che parzialmente viene evaporata anziché andare a ricaricare le falde. L'impronta idrica individuale, cioè quello che io, voi, consumiamo in uno Stato come l'Italia, è di circa 2.000-2.500 metri cubi anno. Un metro cubo è ovviamente un cubo di 1 metro di lato, quindi e pesa 1 tonnellata. Noi consumiamo 2.000 di questi metri cubi l'anno. Quindi credo questo possa far riflettere sul fatto che i costumi, sul tipo di stile di vita che conduciamo, per esempio le diete, una dieta ricca di carne consuma molto di più di una dieta ricca di vegetali. Quindi in questa rapida carrellata ho voluto evidenziare il fatto che il ciclo idrologico è soggetto ed è sensibile a piccole variazioni, che l'uomo è in grado di apportare sensibili variazioni al ciclo idrologico, influenzando la disponibilità della risorsa in più di una maniera e solitamente in modi che sono poco favorevoli all'uomo stesso. E in questo senso lo stile di vita come società e anche come individui ha un effetto molto importante e credo che questo sia una considerazione che vada fatta e vada tenuta presente da tutti noi. Con questo vi ringrazio. Allora, grazie a Marco Marani per averci fatto un quadro così sintetico e incisivo davvero di come funziona il ciclo idrologico, ma anche per averci aiutato un po' a prendere consapevolezza, no? di quanta acqua consumiamo in ogni cosa che facciamo, per ogni gesto che compiamo quotidianamente. Adesso la parola va a Lorenzo Altissimo che, come anticipavo prima, ci racconta invece come produciamo, come otteniamo e come utilizziamo l'acqua potabile. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho cercato di dare un titolo al mio intervento. Dopo che Marco Marani ci ha fatto girare il mondo, vedere come gira l'acqua nel mondo, io cerco di accompagnarvi in questo percorso dalla montagna, dove l'acqua generalmente cade abbondantemente, fino al rubinetto di casa. Intanto una prima cosa sulla quale vi invito a riflettere, al di là di quello che ha detto Marco Marani, e cioè sul fatto che al mondo probabilmente c'è uno squilibrio su quella che è la capacità di ricaricarsi delle nostre falde, il Veneto rimane una regione particolarmente fortunata. Per motivi che adesso vedremo, è una strepitosa fabbrica d'acqua e ne abbiamo avuto anche una riprova in questi giorni purtroppo. No? Perché questo? Perché il Veneto si affaccia sul mare Adriatico, da dove risalgono correnti caldo-umide, e soprattutto quando c'è vento da scirocco, queste correnti si raffreddano, si condensano nei... hai la penna? Aspetta, se no... Ecco qua. Si raffreddano in corrispondenza delle prealpi e delle Alpi, ma soprattutto delle prealpi vicentine e trevigiane, e in quelle zone, voi notate da questo che è una carta delle Isoiete, la quantità di acqua che precipita. Nel Veneto, nel 2008, che è stato un anno particolarmente ricco di precipitazioni, sono caduti 25 miliardi di metri cubi di acqua, che vogliono dire 70 milioni di metri cubi in un giorno, e 70 milioni di metri cubi un giorno, per darvi un'idea, è la quantità di acqua che viene distribuita da Veritas, che fornisce acqua a Venezia, tutta una serie di comuni della terra veneziana. Cadono quantità impressionanti, e il Vicentino diciamo che fa la parte del leone. Il Vicentino è una provincia dove si registrano i massimi di precipitazioni nel Veneto, e ne abbiamo avuto una riprova anche la settimana scorsa, diciamo dal 1° di novembre ad oggi. Pensate che quest'anno 2010 supereremo sicuramente la quantità di piogge in termini volumi caduti nel 2008, che è stato un anno del tutto eccezionale. Quindi, rifacendomi al discorso che faceva prima Marani, noi in questi 10 anni abbiamo assistito ad alcuni eventi estremi: 2 anni siccitosi, 2003-2007, 2 anni particolarmente piovosi, 2008-2010. Questo ci deve far riflettere.
E qui vedete proprio le Isoiete, la pioggia accumulata dal 31 ottobre al 3 novembre 2010 nel Veneto, in particolare nel Vicentino, dove una stazione ha registrato in 3 giorni, 2 giorni e mezzo, più di 500 mm d'acqua, che vuol dire mezzo metro d'acqua. Ecco. Ovviamente quest'acqua poi ruscella, soprattutto quando cade in maniera intensa e violenta, crea danni, movimenti franosi, dissesti, piene nei corsi d'acqua e tutto quello che abbiamo visto anche sulla stampa e alla televisione. Il Vicentino, dicevo, è una provincia particolarmente fortunata. Qui vedete i dati di 2 anni estremi, che erano estremi 2003 e 2008, praticamente se la media di 2,5 miliardi di metri cubi in un anno, il 2003 ha fatto registrare 1,6 miliardi, circa un 40-50% in meno, il 2008 3,1 miliardi. Il bello del Vicentino è che tutta quest'acqua poi si ripartisce in 4 bacini idrografici. Da est c'è il bacino del Brenta, il bacino dell'Astico-Posina che dà origine poi al fiume Bacchiglione, il bacino dell'Astico-Posina e l'Eurati-Monchio che danno origine al fiume Bacchiglione, il bacino dell'Agnoguà che va a mare come Fratta Gorzone e il bacino del Chiampo che si immette nell'Alpone e dall'Alpone va nell'Adige. E voi ricorderete che l'autostrada è stata chiusa proprio per l'esondazione dell'Alpone, ma sono stati i volumi d'acqua trasportati dal Chiampo soprattutto a creare questo tipo di problema. In questa che è un'animazione che vi fa vedere come l'Alto Vicentino è interessato sostanzialmente da 2 bacini, quello del Brenta più a est, Brenta poi che prende origine, come voi sapete, in Trentino, dai laghi di Levico e Caldonazzo, e più a ovest, invece al centro, diciamo, c'è questo grande bacino. Il fiume Bacchiglione è un fiume di risorgiva e per importanza è il secondo fiume di risorgiva in Europa. Ed è alimentato da tutti questi corsi d'acqua che nel tratto montano e pedemontano sono corsi d'acqua a carattere torrentizio. Quindi piene improvvise, con portate anche consistenti. Tanto per darvi sempre dei numeri, il 1 di novembre sull'Astico defluivano 500 metri cubi al secondo, sull'Astico è questo corso d'acqua che scende dall'Alta Val d'Astico, diciamo, mentre sull'Eura, qui a sinistra, scende dal Valli del Pasubio, dal passo del Pian delle Fugazze, sotto il Monte Pasubio, defluivano 380 metri cubi al secondo al colmo di piena. Chiaramente quando questi fiumi arrivano poi in pianura o riescono a essere contenuti negli argini oppure esondano come è capitato di fatto. Molta di quest'acqua, per fortuna, si infiltra nel sottosuolo. L'Alto Vicentino è caratterizzato, come vedremo poi in una sezione, da depositi alluvionali a matrice prevalentemente ghiaiosa, sabbiosa, ciottoli grossolani, per cui gran parte di quest'acqua si infiltra e va ad alimentare una falda acquifera molto importante, da cui si alimentano gli acquedotti di 2 città del Veneto, Padova e Vicenza. Questa falda acquifera si trova a nord di questa linea che è apparsa, la linea delle risorgive, e a valle di questa linea delle risorgive invece ci sono tutti i pozzi che alimentano gli acquedotti di Vicenza, Padova e di altri comuni del Vicentino e del Padovano. A nord di questa linea, a monte di questa linea, abbiamo una zona che viene chiamata zona di ricarica della falda, dove l'acqua effettivamente si infiltra nel sottosuolo e va ad alimentare un serbatoio la cui capacità è stata valutata in circa 4 miliardi di metri cubi. Quindi uno può pensare che ci sia una quantità di acqua disponibile in questa banca sotterranea praticamente illimitata. In realtà non è così. Se noi tagliamo questa pianura da nord verso sud e la proiettiamo diciamo ortogonalmente, vediamo quindi che il sottosuolo è caratterizzato da materiali grossolani nella zona più prossima ai rilievi che compare alla vostra sinistra, e poi mano a mano che si scende verso la media pianura, cioè verso Vicenza, ma questa situazione si presenta allo stesso modo anche nel Trevigiano o nell'alta, diciamo, nel Friuli, i materiali diventano più fini e c'è questa alternanza tra livelli ghiaiosi e sabbiosi e livelli argillosi, 2 materiali che hanno comportamenti completamente diversi. I primi sono permeabili, i secondi invece sono del tutto impermeabili.
Noi abbiamo individuato con uno studio fatto anche in collaborazione col Centro Internazionale di Idrologia la linea di imbocco delle falde profonde, che sono quelle falde che sulla destra si spingono anche fino a 200 metri di profondità, e a monte di questa linea avviene la vera e propria ricarica della falda, cioè le precipitazioni si infiltrano o direttamente sul suolo o perché vengono rilasciate dagli alberi dei torrenti a carattere disperdente, vanno a ricaricare la falda trova uno sfogo naturale nelle risorgive, e questa fascia che caratterizza tutta la pianura padana è una fascia che si ritrova dove il piano campagna interseca il piano della falda, quindi c'è un affioramento di acqua in superficie. Qui nascono i fiumi perenni come il Bacchiglione, il Tesina, il Sile, nel Trevigiano, e poi una parte di quest'acqua invece va ad alimentare le falde profonde, che sono falde di qualità molto pregiata. Quindi zona di ricarica della falda, zona di accumulo. La parte, diciamo, dove viene la ricarica viene chiamata acquifero indifferenziato, non c'è alternanza tra argilla e ghiaia, è un unico potente grande serbatoio profondo anche 200-300 metri, mentre a destra abbiamo le falde in pressione. Sono falde dove l'acqua ha una sua pressione che la porta a scorgare in superficie quando vengono realizzati dei pozzi che raggiungono appunto quelle profondità che ho detto. Quello che diceva prima Marco Marani, e cioè che purtroppo noi non siamo stati abituati a considerare che lo sfruttamento di una risorsa deve essere compatibile con la sua capacità di ricaricarsi, di rigenerarsi, lo vediamo anche nei nostri potenti acquiferi vicentini e trevigiani. I livelli di falda si abbassano, cioè la potenzialità di questo serbatoio in 40 anni si è ridotta, abbiamo perso circa 1 metro di livelli di falda. Perdere 1 metro di livelli di falda vuol dire, in buona sostanza, prosciugamento di risorgive, sono punti caratteristici, zone umide, quindi zone anche tutelate, vuol dire maggiori costi di estrazione di acqua dal sottosuolo, perché l'acqua non ha pressione sufficiente, quindi deve essere estratta artificialmente, e si cerca quindi adesso, con un po' diciamo di ritardo, di far fronte a questo problema. Sulle cause già qualcosa ha detto Marco Marani, e cioè ci sono delle precipitazioni che sono mediamente in diminuzione e ci sono delle precipitazioni che si distribuiscono in maniera disomogenea nel corso dell'anno, e quindi sono sfavorevoli. Quando ci sono eventi intensi si va a sfavore della ricarica della falda. C'è anche una cattiva gestione del territorio. Gestire la risorsa idrica di fatto vuol dire riuscire a gestire il territorio, e mi spiego. Acqua e territorio sono nel Veneto, ma direi in generale, due facce della stessa medaglia. Il Veneto è qualcuno l'ha definita una terra d'acqua, può sembrare una contraddizione, ma è proprio così. Noi abbiamo una combinazione straordinaria tra corsi d'acqua naturali, artificiali, e aree dove c'era la possibilità di vivere, di coltivare, poi si sono creati zone produttive, aree industriali, centri commerciali. Il territorio è il filo conduttore di tutto questo. Se il territorio non è gestito correttamente, chiaramente l'acqua non riesce a ripercorrere le strade, le vie che percorreva nei millenni passati. Per la sicurezza idraulica, dal 1966, quando c'è stata questa grande alluvione, poco o nulla è stato fatto. E questa immagine, che è presa da un repertorio di fotografie scattate durante l'alluvione del 1° novembre, vi dà proprio l'idea di cosa è successo, per esempio, in un'area, qui siamo a Cresolo di Caldogno, dove c'è stata l'esondazione del Bacchiglione, che è quel corso d'acqua che si intravede sullo sfondo, che fa una doppia curva. Il corso d'acqua ha esondato esattamente dove aveva esondato nel 1966, con la differenza che nel 66 c'era la chiesa e una decina di case, e questo adesso invece è diventato un quartiere dove abitano circa 2000 abitanti. Chiaramente l'urbanizzazione fatta in un posto forse che non era il più indicato. L'urbanizzazione quindi è una delle cause dell'abbassamento, della minore capacità di ricarica delle falde e quindi del loro abbassamento. In 100 anni, nel Vicentino, ma credo che questo riguardi tutto il Veneto, ma avete già visto un'immagine da satellite che l'ha mostrata prima Marco Marani,
abbiamo perso dal 25 al 30% di superfici permeabili, quindi dove c'era la possibilità per l'acqua di infiltrarsi, questa possibilità non c'è più e quindi l'acqua tende a ruscellare. Quando piove c'è un ruscellamento, una riduzione dei tempi cosiddetti di corrivazione, una accelerazione della velocità verso i corsi d'acqua che si gonfiano rapidamente e trasferiscono volumi enormi al mare. E questa animazione vi può dare un'idea. Com'era il Vicentino a fine Ottocento? C'erano i principali centri abitati, per chi li conosce, Vicenza, Schio, Bassano, Sandrigo, Malo, e in 100 anni, diciamo nel 1900 fino al 2000, è stata impermeabilizzata un 35% circa del territorio, con delle punte che arrivano al 40-45%, addirittura al 50% nel Bassanese. Vi faccio notare che le zone di Schio e di Bassano sono allo sbocco, sono zone di pianura allo sbocco dei torrenti, dove i torrenti proprio entrano in pianura sulle teste delle conoidi e dove i terreni sono più permeabili, proprio perché sono costituiti da materiali più grossolani. Impermeabilizzare quei terreni vuol dire di fatto ridurre drasticamente la capacità di infiltrazione dell'acqua. Io dico che bisogna ovviamente pensare a questi aspetti e ci si sta pensando, per fortuna sono uscite anche a livello regionale delle norme. Dobbiamo innanzitutto ritornare, ridare all'acqua quelle che erano i suoi naturali bacini di sfogo, non cercare di allontanarla come si cerca di fare normalmente, cercare piuttosto di trattenerla nei momenti di piena per rilasciarla poi più lentamente nel tempo e permettere quindi che possa andare a ricaricare i serbatoi sotterranei. Ecco, questa era un'introduzione, ho cercato di correre nei 25 minuti che mi sono stati assegnati, perché poi quando noi usiamo l'acqua per consumarla, dovremo sapere che quest'acqua ha percorso, ha fatto dei cammini, dei percorsi sotterranei che sono durati anni e in questo percorso lei si è marcata chimicamente, cioè ha assunto una sua facies chimica, una sua caratterizzazione chimica. Gli acquedotti da dove vanno a prendere l'acqua? Sono 3 sostanzialmente i punti di attingimento, ce n'è un quarto ma viene usato solo dai paesi che non hanno risorse e che sono costretti, risorse idriche, sono costretti a dissalare l'acqua del mare. O l'acqua si prende da falde sotterranee, e viene estratta attraverso i pozzi, o si prende da sorgenti, questa è una risorgiva di pianura, può essere considerata anche una fonte di attingimento, oppure l'acqua si va a prendere dai fiumi, dai corsi d'acqua. Nel Veneto, una regione che come ho detto prima è particolarmente fortunata, dove il fabbisogno delle acque potabili si aggira a circa 47-50 metri cubi al secondo, il 73%, quindi 3/4, viene da acque sotterranee, solamente un 27% proviene da acque superficiali. E le città, i capoluoghi di provincia del Veneto utilizzano prevalentemente acque sotterranee o acque di sorgente, a differenza di Rovigo, che utilizza solo ed esclusivamente acqua di fiume Adige, e Venezia, che utilizza in parte acqua del Sile. L'acqua la si va a prendere dove c'è, non in tutti i posti c'è l'acqua per rifornire una città. Pensate che i primi grandi acquedotti nel Veneto nascono a fine Ottocento. L'acquedotto di Padova è andato a prendersi l'acqua nel Vicentino, realizzando un acquedotto che è ancora in funzione, costituito da una canaletta in mattoni e cemento, lunga 42 km, che trasporta 500 litri al secondo a gravità, quindi con un costo di trasporto uguale a 0. L'acqua viene prelevata da pozzi e qui per darvi un'idea cos'è un pozzo, per darvi un'idea di cos'è un pozzo di acquedotto, vi mostro 2 foto di un pozzo che ha sulla sinistra una 60ina d'anni, quindi nel tempo si è incrostato e poi viene manutenzionato, pulito, alesato, quindi viene rifatta la pulizia all'interno e viene rigenerato. Un pozzo ha una vita media all'incirca di 100 anni. Chiaramente va poi sostituito perché ci sono fenomeni corrosivi, ci sono processi di incrostazione e via dicendo. Le acque devono avere determinati requisiti per essere potabili.
questo l'ha già detto anche il nostro coordinatore, e in Italia noi facciamo riferimento a un decreto che è stato emanato nel 2001 in recepimento di una direttiva comunitaria, che si chiama Decreto Legislativo 31 del 2001, che fissa tutta una serie di parametri che devono essere rispettati perché un'acqua sia dichiarata potabile, o meglio, idonea al consumo umano. Deve avere due requisiti sostanzialmente: deve essere salubre e pulita. Sembra semplice, ma in realtà non deve contenere microrganismi, non deve contenere parassiti, non deve contenere sostanze in quantità o concentrazioni che possono costituire un pericolo per la salute. Anticipo adesso che le direttive dell'Unione Europea sono molto più restrittive di quelle che vengono chiamate linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa a livello mondiale dei valori che vengono chiamati valori guida, che sono basati su criteri sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità quindi fa una serie di valutazioni sul rischio che deriva alla salute dell'uomo per l'assunzione di acqua contenente determinate sostanze. Invece l'Unione Europea utilizza un criterio diverso. Utilizza il criterio che l'acqua deve essere una specie di indicatore dello stato dell'ambiente, pertanto fissa dei limiti più restrittivi, in modo tale che, se vengono rispettati, vuol dire che l'ambiente che l'acqua ha attraversato, e prima vi ho mostrato che l'acqua percorre chilometri nel sottosuolo, attraversa aree anche urbanizzate, aree coltivate, ma se con sé non trasporta niente di tutto questo, vuol dire che il territorio viene utilizzato, viene gestito correttamente. Però questi limiti sono contenuti in tabelle che riguardano i parametri microbiologici, i parametri chimici, che sono parametri che hanno un significato sanitario, le cosiddette sostanze nocive o sostanze tossiche, e parametri indicatori. E poi la normativa dice anche che devono essere verificate le sostanze radioattive. Voi vedete qui un elenco di parametri che vengono costantemente monitorati nelle attività di controllo sulla qualità dell'acqua. Sono centinaio circa, perché sono famiglie di composti. Fitofarmaci sono 20 composti, gli idrocarburi policiclici. Quelli sulla destra sono le sostanze che hanno significato sanitario, quindi ci sono i metalli pesanti, solventi cancerogeni, i fitofarmaci, gli idrocarburi policiclici aromatici, i composti aromatici come benzene, toluene, xilene, eccetera. Tutta questa attività viene fatta da tutti i grandi acquedotti, con propria struttura interna, perché la legge prevede che il fornitore di acqua faccia un'autocertificazione della qualità dell'acqua che lui distribuisce. E poi la norma prevede anche che ci sia un controllo fiscale effettuato dall'ULSS, dall'autorità sanitaria. Quindi l'acqua che viene fornita dagli acquedotti ha un doppio controllo, un controllo che viene chiamato interno e un controllo che viene chiamato controllo fiscale o controllo esterno. Ovviamente, se noi ci riferiamo alle acque sotterranee, queste normalmente hanno caratteristiche già di idoneità al consumo umano. Siamo ancora in una situazione abbastanza fortunata, tranne qualche caso particolare. Quando invece utilizziamo acque superficiali, queste è abbastanza evidente, non hanno questo requisito e devono essere quindi potabilizzate. In cosa consiste la potabilizzazione? La potabilizzazione consiste in buona sostanza nel creare artificialmente quei processi che la natura in qualche anno mette in campo per rendere potabili le acque che si infiltrano nel sottosuolo, le acque che dall'alveo di un corso d'acqua si infiltrano in falda e che magari non sono all'origine potabili, però la natura, il sottosuolo, riesce a renderle potabili. Quando invece noi preleviamo l'acqua da un fiume e la vogliamo immettere nella rete di distribuzione, dobbiamo renderla potabile con delle tecnologie. Le tecnologie sono sostanzialmente la disinfezione, che può essere fatta con varie sostanze, con vari reagenti chimici, ognuno dei quali ha dei vantaggi e degli svantaggi. Per esempio l'ipoclorito di sodio e il cloro gassoso hanno il vantaggio che costano poco, però impartiscono all'acqua un sapore sgradevole che penso molti di voi conoscono. Il biossido di cloro va bene in determinate situazioni, non va bene in altre. L'ozono è un disinfettante molto energico, richiede peraltro un consumo di energia elettrica molto elevato, quindi la disinfezione con ozono è costosa, ma deve essere sempre accompagnato poi da un trattamento supplementare di filtrazione sul carbone attivo.
La radiazione ultravioletta non rilascia all'acqua nessun sapore, nessun gusto particolare. Anche questa, oltre ad essere costosa, richiede che l'acqua sia perfettamente limpida, perché voi potete capire che la radiazione, se colpisce una particella di una qualche sostanza rimasta in sospensione nell'acqua, non riesce ad aggredire, a uccidere il batterio che si trova nel cono d'ombra di questa particella. Dopo la disinfezione, un altro trattamento abbastanza semplice è la decantazione, la sedimentazione. Per esempio, acque che contengono sabbia vengono naturalmente fatte decantare in vasche di decantazione, in modo che la sabbia rimanga sul fondo della vasca e venga periodicamente asportata. Poi si può fare una filtrazione che avviene su filtri o in pressione chiusi o a gravità aperti. E la filtrazione è fatta su sabbia, quindi vedete l'uomo utilizza lo stesso materiale che c'è già in natura per filtrare l'acqua. Proprio per farvi capire cos'è un filtro a gravità su sabbia, l'acqua torbida esce da sotto, attraversa strati di sabbia a granulometria diversa, quindi rilascia le particelle in sospensione ed esce filtrata. Ovviamente periodicamente il filtro deve essere lavato perché c'è un intasamento del materiale filtrante, quindi l'acqua a un certo punto non riesce più a passare. La stessa cosa, in maniera diciamo anche dal punto di vista igienico migliore, in modo migliore, si fa con un filtro in pressione. In questo caso l'acqua entra in un calice dall'alto, filtra dall'alto verso il basso, rilascia le particelle in sospensione, esce pulita e periodicamente si fa il controlavaggio facendo fare un percorso inverso con dell'acqua pulita, e ci sono batterie di filtri perché l'impianto deve essere fatto in modo che se ci sono 10 filtri che filtrano, 10 filtri sono in fase di controlavaggio, in modo che il ciclo non si interrompa mai, perché il servizio acquedotto è un servizio che non è interrompibile per definizione. Nel caso invece ci fossero delle acque particolarmente inquinate, il trattamento deve essere più complesso e allora il trattamento prevede una fase di predisinfezione, una fase di coagulazione e flocculazione, una fase di sedimentazione, di filtrazione su filtro a sabbia, una filtrazione su carbone attivo per togliere le sostanze inquinanti di origine organica, che quindi è un affinamento di fatto, e poi una post-disinfezione. Lo schema è questo: abbiamo l'ingresso dell'acqua grezza, quindi acqua di un fiume, può essere nel caso di Venezia il Sile. Ecco, a Venezia l'acqua che si beve, dopo lo vedremo, è costituita in parte anche dall'acqua del Sile. La disinfezione viene seguita dall'aggiunta di un coagulante, dalla flocculazione. Questo va in un decantatore che permette l'addensamento del fango sul fondo. L'acqua che esce è già acqua chiarificata, viene filtrata su sabbia, viene poi filtrata su carbone attivo e infine viene immessa in distribuzione dopo aver subito un trattamento, si dice, di post-disinfezione, per garantire il mantenimento della sterilità, diciamo, nella distribuzione. Questi sono due decantatori dell'impianto di Cassolaro, che è l'impianto di potabilizzazione di Venezia. Questo invece è un impianto di filtrazione a carbone attivo. Altri trattamenti sono l'eliminazione del ferro, del manganese e dell'arsenico, l'addolcimento dell'acqua, l'aggiunta di fluoro, una tecnologia che viene usata all'estero, molto meno in Italia. Vado verso la conclusione parlandovi dell'acquedotto di Venezia. Immagino che molti di voi, se non la maggior parte, insomma, siano di queste parti. L'acquedotto di Venezia, che nasce anche questo a fine del 1800, ha un fabbisogno di circa 2400 litri al secondo, distribuisce all'incirca 75 milioni di metri cubi in un anno. I punti di approvvigionamento sono dei pozzi che sono ubicati nel Trevigiano, a Badoere, a Sant'Ambrogio, poi nel Veneziano a Scorzè, a Quinto di Treviso, a Zero Branco, e questa è tutta acqua che viene da pozzi profondi, all'incirca dai 60 ai 300 metri circa, e fornisce Venezia, Mestre, il retroterra e va fino a Cavallino Treporti. C'è un impianto a Cassolaro che utilizza acqua del Sile, che fornisce circa il 10% dell'acqua distribuita a Venezia.
è in fase di ultimazione anche il collegamento con Chioggia, che attualmente utilizza acqua del fiume Adige. Voi capite che usare acqua di fiume vuol dire avere un'acqua, poi un prodotto più costoso e anche meno gradevole. Se volete, questa è una tabella che sintetizza le caratteristiche dell'acqua distribuita da Veritas. È un'acqua oligominerale, perché ha un residuo inferiore a 500 mg litro, quindi è un'acqua che è del tutto simile a quella di molte acque imbottigliate. Anzi, per vostra conoscenza, vi dico che i pozzi di Scorzè dell'acquedotto di Venezia sono poco lontani da quelli dell'acqua San Benedetto. Io mi fermo perché vedo che ho raggiunto il termine. 5 minuti. 5 minuti per dirvi che l'acqua è un alimento ed è l'unico alimento o bevanda che ci arriva direttamente a casa nostra. Tutto il resto noi lo andiamo a comprare in vari negozi, dal fornaio il pane, dal fruttivendolo la verdura, dal macellaio la carne. L'acqua ci arriva in casa. E il nostro organismo ha bisogno di assumere almeno 2 litri di acqua al giorno per bilanciare l'acqua che viene persa, che viene eliminata attraverso varie funzioni corporee, che sono la respirazione, la sudorazione, l'espulsione di urina, feci, eccetera. Il fabbisogno idrico è coperto non solo attraverso bevande, cioè acqua, latte, bibite, eccetera, ma anche con l'assunzione di cibi solidi. La frutta contiene l'80-90% di acqua, la carne il 65%, il pane il 30-40% e via via. Quindi noi di quest'acqua non possiamo fare a meno. Si dice che l'uomo è disposto a rinunciare a tante cose, ma per l'acqua fa le guerre. E ci sono esempi illustri di guerre scoppiate proprio per il controllo di fonti di acque dolci. Nel nostro organismo l'acqua è coinvolta in una serie di funzioni vitali. Permette lo smaltimento delle scorie metaboliche, partecipa alle reazioni di idrolisi, in particolare rende possibile la digestione di carboidrati, di lipidi, di proteidi e reca un apporto di sali minerali. Questo lo dico perché c'è purtroppo in giro l'abitudine di utilizzare degli apparecchietti per addolcire l'acqua. In realtà noi abbiamo bisogno di sali, quindi se togliamo i sali all'acqua, oltre a non essere dissetati, dobbiamo poi ricorrere ad altri sistemi per l'introduzione di sali nel nostro organismo. E queste funzioni sono assolte egregiamente dall'acqua, sia che sia acqua in bottiglia, sia che sia acqua di acquedotto. Per essere potabile l'acqua deve contenere dei sali. Se non ha sali l'acqua non è potabile, non fa bene all'organismo. E la distribuzione quantitativa dei sali, delle sostanze minerali disciolte, caratterizza le acque, è l'impronta chimica delle acque, è un'impronta chimica. Le acque si differenziano proprio grazie all'analisi che viene fatta e quindi all'analisi quantitativa. Uno valuta le sostanze che ci sono dentro e queste sostanze dipendono solo ed esclusivamente dai terreni che l'acqua attraversa. In questo caso sono alluvioni costituiti da dolomia, quindi le nostre acque sono ricche di bicarbonati di calcio e magnesio. Sulle caratteristiche dell'acqua, non so, penso che lo sappiate già in epoca, voglio dire, 2000 anni fa, qualcuno aveva capito che le acque non erano tutte uguali. Questo signore girava l'Europa, il mondo allora conosciuto, e assaggiando l'acqua da una parte e dall'altra, si era accorto che le acque erano diverse e variavano anche con le stagioni. E alla fine è arrivato a una conclusione molto semplice, che era questa, che le acque sono tali e quali i terreni che loro attraversano. In pratica, noi riconosciamo il percorso delle acque proprio facendo l'analisi. Nel Vicentino ci sono acque tra loro molto diverse perché provengono da bacini montani tra loro diversi, costituiti da rocce diverse. Sono state classificate da questi due signori, la loro classificazione, Marotta e Sica, l'hanno fatta ancora all'inizio del Novecento, è ancora valida. Sono acque a bicarbonato, a solfati, acque clorurate, calciche, magnesiache e via dicendo, e sono classificate in base al residuo fisso. Se hanno meno di 50 mg litro sono minimamente mineralizzate, sono oligominerali se hanno un residuo da 50 a 500 mg litro, sono medio minerali se hanno tra 500 e 1500 mg litro e sono fortemente mineralizzate se hanno più di 1500 mg litro.
E credetemi, e termino, le acque migliori sono quelle ricche di sali. Uno quando assaggia un'acqua e la sente saporita e ne apprezza il gusto, evidentemente ha assaggiato un'acqua ricca di sali. Grazie. Grazie anche a Lorenzo Altissimo che ci ha fatto vedere quanta storia c'è dietro un bicchiere di acqua. Prima di dare la parola a voi, al pubblico, per le domande che immagino saranno numerose perché gli stimoli che ci hanno dato i nostri due relatori sono veramente tantissimi, anche per un po' rompere il ghiaccio, che è un'espressione forse oggi particolarmente appropriata, io vorrei porre un paio di questioni ai nostri relatori. A Marco Marani vorrei chiedere, lei ci ha raccontato che il ciclo idrologico sta subendo probabilmente un'accelerazione, sono documentati, ci sono dei sintomi che ce lo dicono. Questo fa parte insomma di uno degli effetti dei cambiamenti climatici che sono in atto e che ormai sono unanimemente la comunità scientifica ci dice appunto sono in atto e ci dobbiamo preparare a gestirli in qualche maniera e ad affrontarli. Appunto si parla di misure di mitigazione, di adattamento ai cambiamenti climatici. A un livello globale che cosa possiamo fare per adattarci anche agli effetti di questa accelerazione, di questo ciclo idrologico? Beh, questo è ovviamente un problema centrale per le nostre società nel futuro. Le guerre ormai si fanno per l'acqua, lo sappiamo, e sempre più sarà così. Mi viene in mente che nei territori occupati palestinesi la disponibilità dell'acqua pro capite è di 30 litri giorno. In Israele 200 litri giorno, nelle nostre zone sono 300 litri giorno, ognuno di noi può contare su circa 300 litri giorno, in California sono 1000 litri giorno. Quindi evidentemente l'accesso alla risorsa è un problema importantissimo, è fondamentale per l'uomo e quindi crea delle situazioni molto complicate. Il cambiamento climatico crea ulteriori complicazioni perché abbiamo visto riduce le risorse idriche disponibili e inoltre accentua quello che è il rovescio della medaglia della risorsa idrica. L'acqua è una risorsa ed è anche in qualche maniera un rischio, un pericolo che va appunto mitigato, va in qualche modo gestito anche quello. Sicuramente una cosa che possiamo fare riguarda il modo in cui la usiamo, cioè cambiare il modo in cui la usiamo. Una delle principali fonti di approvvigionamento è il risparmio idrico. Lo stile di vita delle nostre città è in realtà molto poco parsimonioso, la usiamo male, anche questo concetto dell'impronta idrica secondo me rende bene l'idea di come usiamo l'acqua. No? C'è chi sostiene che non dovremmo mangiare carne, è una condizione un po' estrema, ma di fatto da un punto di vista della gestione della risorsa idrica questo ha un impatto incredibile e quindi credo che saranno necessari degli adattamenti sociali nei nostri modi di vita e una miglior gestione anche a livello della raccolta, dell'immagazzinamento e dell'utilizzo dell'acqua. Le tecnologie ci sono da millenni ormai e è probabilmente una questione molto politica, come il mio maestro Andrea Rinaldo ha messo in evidenza in un recente libro sulla gestione delle acque, soprattutto in Italia, il problema della cattiva gestione è un problema ideologico, non è un problema tecnico, è esclusivamente un problema ideologico. Quindi questa deve essere, come dire, la questione deve essere al centro di un ampio dibattito, insomma, anche sugli stili di vita che dobbiamo adottare. A Lorenzo Altissimo vorrei invece chiedere una cosa che forse qualcuno l'ha vista oggi sui giornali o l'ha sentita nei TG, perché ha fatto notizia, diciamo, proprio una questione legata alla presenza delle sostanze nell'acqua. Si parla, insomma, l'Unione Europea ha bocciato l'Italia perché va in deroga, diciamo, rispetto alle normative adottate dall'Unione Europea per la presenza di arsenico nelle acque. L'UE ha deciso di adottare un livello massimo di 10 microgrammi, l'Italia continua
a utilizzare questo limite di 50 microgrammi. Quindi c'è un confronto tra l'Italia e l'Unione Europea che proprio si riferisce ad una delle questioni a cui faceva cenno nella sua presentazione Lorenzo Altissimo, su come decidiamo quali parametri usare, quali livelli di sicurezza usare. Allora mi viene da chiedergli perché c'è questa differenza, è davvero significativa, c'è qualche rischio per la salute ad adottare, come si fa in Italia, un livello più elevato di tolleranza rispetto a una sostanza come l'arsenico? Sì, quando l'Unione Europea nel 98, perché la direttiva in Italia è stata emanata nel 2001, però la direttiva comunitaria risaliva al 1998, aveva dato dei tempi entro cui bisognava adeguarsi ai nuovi limiti. Come ho detto, i limiti fissati dall'Unione Europea non sono limiti che hanno un significato rigorosamente sanitario, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'arsenico fissa un limite di 50 microgrammi litro e l'Unione Europea in passato aveva fissato lo stesso limite, 50 microgrammi, poi ha deciso di abbassarlo a 10, creando ovviamente una serie di agitazioni e preoccupazioni da parte di alcuni paesi europei, perché naturalmente ci sono delle acque che contengono arsenico. Dovete sapere che l'arsenico si accompagna quasi sempre al ferro e al manganese quando l'acqua proviene da falde profonde dove ci sono livelli torbosi, oppure proviene da acquiferi o da falde non profonde ma che sono vecchi alvei di corsi d'acqua. Io so per esempio, per quel poco che so, che il problema dell'arsenico nel Veneto c'è nelle falde profonde del Vicentino, ma a livelli molto bassi, attorno ai 10 microgrammi litro, arsenico che poi comunque viene ridotto perché il trattamento di deferrizzazione comporta anche un abbattimento, diciamo, coprecipita, si dice precipita, viene eliminato assieme al ferro, e c'è invece in maniera consistente in alcune falde della Basso Veronese. E quindi questo è effettivamente un problema, nel senso che il gestore deve attivarsi, la tecnologia c'è, quindi basta applicarla. L'Italia, peraltro, se mi permetti, aveva introdotto questo limite dando una deroga, aveva applicato il limite dando una deroga, doveva quindi entrare in vigore l'anno scorso. Adesso avevano proposto il prolungamento della deroga e l'Unione Europea non gliel'ha concesso. Ma per quanto riguarda le acque imbottigliate, questo limite non era stato mai recepito. Tant'è che molte acque imbottigliate non indicano in etichetta il contenuto di arsenico e quindi uno non sa neanche se queste acque hanno naturalmente arsenico e in che misura hanno arsenico. E lei introduce un tema che è molto interessante, che è quello del confronto effettivamente poi tra la qualità delle acque nell'acquedotto pubblico e le qualità, appunto, e la qualità delle acque e invece imbottigliate. Non so se ci sono domande, qualcuno ha qualche questione da porre? Perché intanto forse potremmo continuare un po' ad approfondire questo aspetto del confronto tra le acque, perché effettivamente negli ultimi tempi c'è stato un confronto anche serrato, certo. Nel senso che la Federazione dei produttori di acque minerali continuano a sostenere che per esempio la qualità dell'acquedotto è sicuramente garantita, appunto perché è molto controllata, come lei ci raccontava, negli acquedotti. Poi però c'è un problema legato al cosiddetto, come si dice spesso, ultimo miglio, cioè le terminazioni quando arrivano nelle abitazioni oppure negli uffici, perché magari sono condutture vecchie, ci sono luoghi di decantazione eccetera eccetera, e quindi lì in realtà le acque in qualche maniera vengono contaminate. È vero questo? Allora, può essere interessante capire come viene fatto dal gestore il controllo, io questo non l'ho detto perché c'è anche un problema di tempo, ma come viene fatto il controllo di qualità dell'acqua distribuita? Ovviamente io lavoro per gestori di acquedotto, quindi sostengo la validità del prodotto che viene fornito dai gestori di acquedotto. Il controllo parte, nel nostro caso, addirittura a monte dei pozzi di acquedotto. Vi ricordate l'immagine che vi ho mostrato della zona di ricarica? Nella zona di ricarica delle falde, di fatto, si possono anche innescare fenomeni di inquinamento. Quindi nell'Alto Vicentino, nell'Alto Padovano, esistono dei pozzi spia, sono un centinaio circa, che vengono periodicamente monitorati per verificare che non ci siano situazioni di inquinamento di origine agricola, di origine industriale, e lì parte il controllo. Poi il controllo continua sul pozzo di acquedotto, che viene controllato con una certa frequenza, 2 o 3 volte all'anno, si fa un check completo di tutti quei parametri che avete visto.
diciamo, la filiera della produzione viene seguita nelle centrali di sollevamento, dove l'acqua viene immessa in rete, da quel punto in poi l'acqua deve essere potabile, e l'ultimo controllo è al punto di utilizzo, il rubinetto. E noi utilizziamo, nel caso di Padova, una cinquantina di punti di utilizzo che sono mense, ospedali, case di cura, scuole materne, scuole elementari, e lo stesso dicasi nel caso di Vicenza o dei comuni collegati agli acquedotti. Sono quindi alcune decine di punti che vengono continuamente monitorati. Alla fine uno ha migliaia di controlli in un anno, li valuta statisticamente e vede che l'acqua nel 99,9% dei casi risponde ai requisiti di legge. Non è tanto l'ultimo miglio che per me, diciamo, rende fa sì che ci sia questa a volte disaffezione nei confronti dell'acqua, è che se l'acqua viene disinfettata prima di essere messa in rete, conserva quel sapore sgradevole di cloro. E qui sta un po' al gestore dimostrarsi efficiente e valido, cioè saper fare gli interventi di manutenzione e sostituzione delle tubazioni. Dovete sapere che le tubazioni non sono eterne, le tubazioni hanno una loro vita, la vita varia dai 50 ai 60 anni, che vuol dire che dopo 50-60 anni quei 100 metri di tubazione posati nel 1950 deve essere sostituito. E quando si fa la sostituzione di un tratto di tubazione si devono seguire determinate procedure, perché poi l'acqua deve avere i requisiti di potabilità. Quindi è come lavorare in sala operatoria e fare, che so, una sostituzione di un tratto di arteria, un bypass. Si deve lavorare in condizioni quasi sterili. Alla fine di questa operazione, se tutto viene fatto a regola d'arte, l'acqua è ancora potabile, si mantiene potabile, e se il gestore lavora bene non è necessaria la disinfezione. In alcune città del Veneto, Treviso, Vicenza, Verona, ma anche a Milano, l'acqua viene distribuita senza la clorazione finale. E quindi uno la prende dal rubinetto perfettamente incolore, in sapore. E a sua conoscenza questa situazione è abbastanza omogenea su tutto il territorio nazionale, o magari ci sono diversità anche forti? Ci sono soprattutto differenze. Tra Sud Italia e Nord Italia. Ci sono grandi città come Torino, come Bologna, per esempio, che utilizzano acqua di fiume. Firenze beve acqua dell'Arno, e quindi voi immaginate cos'è l'Arno a Firenze, ha già ricevuto gli scarichi fognari di... Ecco, e deve essere potabilizzata, deve essere trattata, e quindi la qualità finale del prodotto, che a quel punto non è più un prodotto naturale, è un prodotto industriale purtroppo, dipende da quanto il gestore ha investito in tecnologie. Esiste la possibilità di potabilizzare l'acqua in modo tale che alla fine del suo percorso sia assolutamente in sapore. Dipende da quanto uno è disposto a investire, a spendere, quindi poi il costo dell'acqua, insomma.